Il Monte Mariana ci mancava nella scaletta di questo canale. È una frequentatissima cima delle Prealpi Carniche, visibile anche dalla pianura tra il San Simeone ed il Quar. Ecco la geografia di questa escursione, andata e ritorno sullo stesso percorso. Dal centro di Amaro si sale per circa 6-7 km fino a giungere alla Forca del Cristo o Cristo di Forca. Il 414 è un sentiero molto comodo fino a quota 1400. È stato poi parzialmente attrezzato con delle funi fino all'arrivo in cresta e a congiungersi col 415. Poi una cinquantina di metri ancora di dislivello e si giunge alla cima. Il rientro è sullo stesso percorso. In partenza a quota 1058. È una splendida mattinata autunnale, con temperature troppo elevate per questa stagione. È un bellissimo sentiero ed un sole che abbaglia. Molto presto, salendo, la tipica vegetazione prealpina di carpino nero e orniello lascia spazio all'erba. Circa a quota 1650 cominciamo a trovare le prime corde della via attrezzata. Si alternano tratti attrezzati a sentiero normale, anche se molto ripido. A quota 1800 incontriamo Giuliana, che è già in fase di discesa. Proseguiamo lungo il canalino che porta verso la cresta. A quota 1850 arriviamo su una selletta che incrocia il sentiero 415. Proseguiamo per gli ultimi 50 metri di dislivello fino alla cima. La cresta ha dei tratti gelati, per cui è utile ricorrere a dei ramponcini. Monte Mariana, quota 1905. Buongiorno a voi che non siete venuti.
la spettacolare vista verso la pianura, con il San Simeone, il lago di Cavazzo e il Brancott. Da qui possiamo ammirare tutto l'arco alpino delle Alpi Giulie e delle Carniche. Moltissime di queste cime hanno corrispondenza a dei video su questo canale. Si avvicinano le festività natalizie e noi siamo qui a festeggiare. Spara, Ci sono che polessi agitate. A Paluzza. Si uniscono a noi anche un gruppetto di escursionisti pordenonesi che abbiamo il piacere di conoscere. Dopo la lunga pausa sulla cima, riprendiamo la via di discesa, sullo stesso percorso di salita. Grazie a tutti di seguirci sul canale. Il nostro obiettivo è darvi spunti per conoscere e apprezzare le nostre splendide montagne. Arrivederci al prossimo video. Ricordatevi anche di fare l'iscrizione e attivare la campanella. Le ultime gocce di una fontanella a quota 1300.